Si rompe un tubo dell'acqua poco prima delle 6 del mattino a Borbiago e alcune centinaia di persone si trovano appena alzate i rubinetti del bagno a secco. I disagi, durati fino alle 10 circa con il ripristino della fornitura idrica, hanno interessato parte degli abitanti di via Giovanni XXIII e tutti quelli della laterale via Val Gardena. Verso le 5:40 aveva infatti ceduto la condotta dell'acqua, del diametro di 25 cm, che sta sotto la via principale. La perdita ha anche provocato il cedimento di alcuni metri quadri di sede stradale. I residenti di via Val Gardena si sono ritrovati fino a 15 cm di fango nella stradina e una buona parte di loro anche in giardino. Sul posto alcune squadre della società Veritas, dei Vigili del Fuoco e del comune di Mira. Non sarebbe la prima volta che a Borbiago si resta senza acqua per la rottura di una tubazione. Ce lo hanno ricordato alcuni residenti, memori che le condotte sono state posate una quarantina di anni fa. Io chiederò a Veritas uno stato dell'arte sullo stato delle condotte. Dobbiamo capire prima di eventualmente capire se le cose sono concatenate oppure no.